Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Una grande chiamata al lavoro. 890 posti offerti a 1.000.000 di giovani. Un vero e proprio record, quello registrato alla fiera dell'Alig, pronte a offrire un'occupazione anche aziende arrivate dalla Scandinavia. L'evento oggi al Teatro Giovanni da Udine. Vediamo. Numeri così non si erano mai registrati neanche prima della pandemia. Il ritorno in presenza della Fiera Lavoro, organizzata da Alig, fa registrare il tutto esaurito per presenze. Abbiamo assistito alla più grande fiera del lavoro della storia del Friuli Venezia Giulia. 81 aziende, 890 posti disponibili e 1.200 ragazzi partecipanti. Anche dall'estero sono arrivate le aziende per catturare i talenti friulani. Oggi abbiamo 3 aziende danesi, un'azienda norvegese e 3 aziende austriache che sono qui per scegliere ragazzi friulani. E poi ci sono loro, i giovani entusiasti di gettarsi già nel mondo del lavoro. Studio matematica, quindi non ho un settore particolare, preciso in cui cercare. Ti senti flessibile quindi? Sì, cerco qualcosa che mi dia stimoli, che mi dia voglia di imparare, di crescere, che mi dia voglia di fare. Sono studente del terzo anno di ingegneria meccanica e sono qua insieme ai miei compagni per più che altro capire dalle aziende le richieste in base alle loro necessità per poi scegliere appunto il percorso magistrale che può essere. Cosa vorresti fare? Io vorrei fare aeronautica. Noi io con anche delle mie compagne stiamo frequentando il Master in People Management, HR Analytics e Diritto del Lavoro dell'Università di Udine. Siamo comunque qui sia per poter collaborare con le aziende che fanno i colloqui per un eventuale inserimento, sia per trovare eventualmente anche noi un posto di lavoro. È un evento assolutamente molto rilevante, credo, per i giovani. Credo che una persona che viene qua per cercare un potenziale lavoro ha quanta scelta vuole, è grande scelta. È intervistato dagli stessi studenti uno dei volti più noti della televisione, oggi è arrivato a Udine, ovvero Paolo Bonolis. Seguite le vostre passioni, questo è il suo consiglio e sui social arriva anche il suo monito, non abusatene. Sentiamolo in questa intervista. Bonolis, questi sono tanti giovani a Udine che cercano il lavoro. Lei cosa si sente di dire a questi ragazzi speranzosi, questa nuova generazione? Beh, che le cose cambiano e che ci siano delle opportunità per tutti di poter lavorare. Lavorare dipende poi in che territorio tu vuoi lavorare. Lavorare non vuol dire trovare subito un posto di lavoro che ti si confà perfettamente in base alle tue esigenze, alla tua volontà di tempo libero e alla tua volontà di guadagno. Si tratta anche di respirare la fatica della difficoltà di trovare quello adatto e continuare imperterriti attraverso i propri obiettivi, i propri sogni, non le proprie illusioni. Senta, come vede questa generazione a metà tra i social, sconvolta dalla pandemia? Beh, la pandemia è occorsa a tutti, quindi poi ogni epoca ha le sue luci e le sue ombre. Quella della tecnologia, invece il problema della tecnologia non è l'uso della medesima, ma è l'abuso della medesima. Però già che è un'esperienza ghiotta che ti risolve parecchi problemi, soprattutto di fatica quotidiana, quindi problemi che superano le difficoltà delle colonne d'Ercole dello spazio e del tempo, finisce per diventare una droga se non la si usa ma ne si abusa. E questo sarebbe un peccato perché le nuove generazioni perderebbero delle competenze che abbiamo impiegato milioni di anni per riuscire ad ottenere, competenze mnemoniche, competenze biologiche, competenze di rapporti interpersonali. Ecco, la tecnologia, che potrebbe essere un grande aiuto per la società, in realtà è un profondo mercato. Voltiamo pagina, la cronaca. Continuava a vendere eroina nonostante fosse domiciliari, lanciandola dalla finestra. Arrestato un 24enne di San Giorgio di Nogaro. Sentiamo. Era ai domiciliari perché è accusato di spaccio di droga e continuava a vendere eroina lanciandolo dalla finestra. È stato arrestato un 24enne di San Giorgio di Nogaro. È accaduto il pomeriggio, giovedì scorso, quando il giovane ha buttato in strada 1,5 grammi di eroina, poi raccolta da un 26enne di Ronchis che già in passato si era da lui rifornito. Per pagare l'acquirente ha inserito 150 euro nella cassetta postale del pusher. Uno stratagemma questo ideato per continuare l'attività di spaccio senza evadere dagli arresti domiciliari. La scena si è svolta
però sotto gli occhi di un carabiniere che assieme a 2 colleghi ha fermato il compratore mentre stava assumendo lo stupefacente. È scattata quindi la perquisizione in casa dello spacciatore. Qui sono stati rinvenuti quasi 11 grammi di eroina. Interrogato il ragazzo, ha ammesso lo spaccio, riferendo di essersi rifornito il giorno prima da un nigeriano residente a Vicenza con il medesimo stratagemma, ovvero gettando i soldi dalla finestra e recuperando l'eroina dalla cassetta della lettere. L'arresto è stato convalidato oggi dal GIP di Udine, Emanuele Lazzaro, che per limiti di pena non ha potuto fare altro che disporre nuovamente gli arresti domiciliari. L'aggravamento delle misure cautelari, infatti, può essere valutato solo all'interno del primo procedimento. La marijuana, 446 grammi complessivi, era nascosta un po' dappertutto, nel guardaroba, in camera da letto e in salotto. In un'altra stanza poi c'erano 3 piante giunte a maturazione pronte per il raccolto. La scena che si è presentata ai carabinieri del Nord di Tolmezzo quando giovedì mattina hanno perquisito l'abitazione di un uomo di 45 anni residente a Pradamano, poi arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo si è difeso affermando che la droga era destinata all'uso personale. Ed è stato individuato l'autore dell'attacco a una seduta online del Consiglio Comunale di Trieste dello scorso mese di febbraio. La chat era stata bombardata con frasi provocatorie e diffamanti dal contenuto Novax. Vediamo. Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia e la Digos di Trieste, con la collaborazione del COSC della Puglia e della Digos di Lecce, nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Trieste, hanno sottoposto a perquisizione domiciliare e informatica un uomo di 33 anni di origine toscana, residente in Puglia, per l'attacco al Consiglio Comunale di Trieste avvenuto il 15 febbraio scorso. Quel giorno, infatti, ignoti si erano introdotti nel corso della seduta che si stava svolgendo interamente online, facendo apparire il logo del movimento VV al posto delle webcam di alcuni consiglieri e bombardando le chat con frasi provocatorie e diffamanti dal contenuto No Vax e No Green Pass. Gli incursori facevano figurare le proprie connessioni come provenienti da ogni parte del mondo, da città come Los Angeles o New York. Mediante complesse tecniche di indagine, gli investigatori della Polizia Postale di Trieste sono riusciti a ricostruire le tracce digitali della connessione effettuata dall'uomo, con numerosi precedenti specifici per violazione delle norme di contenimento pandemico e resistenza a pubblico ufficiale. Lo scenario apparso agli investigatori a casa del soggetto è stato sin da subito inequivocabile. Maschere antigas, magliette ed adesivi con il logo VV, ricevitore in radiofrequenza, ma anche bombolette spray di colore rosso. Alla vista della polizia, l'uomo ha lanciato immediatamente il reset del proprio cellulare nel tentativo di cancellare ogni traccia a suo carico, ma l'abilità degli investigatori cibernetici ha consentito di ricostruire circa 8.000 chat dell'indagato, che hanno delineato chiaramente non soltanto il coinvolgimento dello stesso nell'attacco al comune di Trieste, ma anche la sua attività di reclutamento di nuovi seguaci del movimento. L'operazione Warriors ha quindi consentito di rispondere al fenomeno del cosiddetto Zoom bombing e di individuare e deferire all'autorità giudiziaria il 33enne. Voltiamo pagina. La Coldiretti ha lanciato una petizione per dire stop alla produzione e alla commercializzazione del cibo sintetico. Siamo qui per dire no al cibo sintetico, al cibo fatto in laboratorio. Non si può pensare per noi del chilometro zero, per noi del prodotto agricolo locale, per noi di Campagna Amica di mettere sulla tavola un cibo fatto al bioreattore. Qui i nostri produttori vendono il cibo vero, il cibo sano e naturale che porta con sé tutti i valori di un territorio e di una convivialità. Attorno al cibo non c'è solo un bene, un alimento, ma c'è proprio una relazione, quindi una vita sociale, e noi diciamo sì al cibo naturale. Cosa vuol dire cibo naturale soprattutto per chi produce formaggio? Per chi produce formaggio significa produrre direttamente dai nostri allevamenti, conferire il latte nel nostro caseificio, che è un caseificio cooperativo sociale, dove viene trasformato e venduto direttamente nei nostri negozi e nei rivenditori locali. Il nostro prodotto è puramente friulano, anzi carnico, ci tengo a dirlo, perché è prodotto esclusivamente dalla montagna. Nel nostro caseificio non entra nessun prodotto al di fuori delle nostre vallate, delle stalle delle nostre vallate, e questo credo sia un fiore all'occhiello per i prodotti enogastronomici della nostra regione, della nostra zona. Perché produrre cibo naturale secondo noi vuol dire valorizzare un territorio, valorizzare le tradizioni che sono incluse in un determinato prodotto, che può essere formaggio, carne, uova, e poi trasmettere questi valori al consumatore.
Un sito di e-commerce che proietta i prodotti di stalle e caseifici oltre il mercato locale. Lo ha presentato questa mattina l'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia ed è il primo nel suo genere a livello nazionale. Sentiamo. È un caso unico a livello nazionale e tra i primi a livello europeo. Mai nessuna associazione allevatori si era avventurata in un e-commerce per i prodotti derivati dal latte e dalla carne. Il progetto, targato FVG, è stato presentato questa mattina a Gemona. È un progetto molto ambizioso e che coinvolge attualmente una sessantina di produttori. Lo scopo principale è stato quello di far sì che si possa realizzare per ogni socio allevatore un minimo profitto e margine di reddito. Attualmente molti non hanno questa possibilità perché non hanno le risorse, non hanno gli spazi fisici per aprire un punto vendita direttamente col consumatore e quindi questa è un'opportunità anche di essere visibili oltre a quelli che sono i confini della nostra regione. Saremo visibili sul web accedendo al nostro sito www.fattoriefriulane.it dal 24 di novembre. Abbiamo cercato ovviamente di allargare il più possibile il paniere dei prodotti nell'e-commerce, quindi abbiamo coinvolto anche imprese del territorio per quanto riguarda vino, birra, olio, miele e quant'altro. Inizialmente tratteremo solo prodotti confezionati, ovviamente etichettati secondo nome di legge, ma stagionati, non freschi, per poi mano a mano allargare anche questa gamma di offerta con i prodotti freschi e anche i congelati in un prossimo futuro. E nel centro di Udine invece 30 artigiani fanno sinergia, i loro prodotti saranno esposti nei prossimi giorni in una vetrina. Vediamo. Da Pozzo mettere insieme categorie economiche, lo vediamo insieme al CNA e Confartigianato, è bello. Ma è bello, è un invito anche a tutti i consumatori cittadini. Comprate Natale nelle botteghe artigiane, nei nostri negozi, per un mese dimenticatelo online, perché tutte queste attività presenti tutto l'anno e dietro ci sono i produttori, che sono rappresentati da piccoli artigiani, da industriali, da tutto il sistema economico, sono la vita dei nostri paesi e delle nostre città. Rivitalizzate la città così, proprio nel centro di Udine. Certo, un segnale di far tornare la vita in questi bei luoghi ristrutturati e anche recuperati molto bene, diciamo un segnale verso la città che se tutti uniti siamo forse diamo una risposta e colgo l'invito del Presidente D'Appozzo, anzi io e il mio collega di CNA cogliamo l'invito del Presidente D'Appozzo, cioè vogliamo estenderlo, comprate, venite in queste botteghe, ridiamo vita a un'economia diciamo di carattere circolare a chilometro zero. Da oggi devo ringraziare qua la Confartigianato e la CNA per questa bellissima iniziativa, Compro in bottega, con la presenza di oltre 30 botteghe artigiane che espongono i loro splendidi manufatti, un'occasione per socializzare, innanzitutto per stare tutti assieme, di cui abbiamo estremamente bisogno, ma soprattutto anche per fare shopping in vista dei regali natalizi. Andiamo ora alla Tisana, i costi energetici ridimensionano anche lì il Natale, l'amministrazione comunale decide che le luminarie saranno presenti solo in centro e non nelle frazioni del comune. Andiamo a vedere. Ezio Simonin, vice sindaco di Latisana, come il comune affronta la crisi energetica per quanto riguarda l'illuminazione pubblica? Fortunatamente noi abbiamo già effettuato il 100% del cambio delle lampadine con lampadine a LED, quindi il consumo si è abbassato del 75%. Però purtroppo, come tutti sappiamo, le bollette sono cresciute, ma cerchiamo comunque di contenere i prezzi facendo una specie di accordo con la ditta che ci gestisce in modo tale da dilazionare i pagamenti. Quindi cercheremo di non spegnere le luci momentaneamente perché i quadri non sono ancora predisposti per poter fare questo tipo di azione. Quanto riguarda il Natale, luminarie ridimensionate? Sì, purtroppo abbiamo dovuto fare una scelta anche qui di ridurre un po' i costi perché eliminando tutte le illuminazioni che sono state fatte negli anni scorsi nelle frazioni, abbiamo pensato insieme con il consigliere delegato Claudio Serafini che segue un po' gli eventi di far sì che il centro della Tisana rimanga comunque illuminato
come sempre, con alcune anche attrazioni in piazza Indipendenza. Nelle frazioni invece ci saranno sicuramente il simbolo con degli alberi di Natale molto belli che verranno allestiti molto probabilmente senza le luci, ma comunque con adornati in modo tale da dare il clima natalizio comunque anche in queste zone. Chiudiamo con lo sport, l'Udinese che sfiora una storica rimonta al Maradona contro il Napoli, 3-2 sconfitta, nonostante i gol di Nestorowski e Samardzic. Nei minuti finali sentiamo mister Sottil. Venire a giocare qui non è semplice, davanti avevamo la prima in classifica, meritatamente, gioca un calcio molto bello, ma lo sapevamo, però secondo me noi abbiamo possibilità di andare avanti con delle occasioni nette, costruite bene. E poi il rammarico è che il Napoli, se ti deve far gol secondo me in un'altra maniera, quindi secondo me il primo gol troppo facile, mi ha fatto saltare Osimhen con una palla che non era molto tesa, no? molto veloce, era abbastanza leggibile, e la preventiva che l'avevamo fatta bene, poi lasciamo uscire Osimhen col colpo di tacco e vanno dall'altra parte. Poi la grande qualità del Napoli si è vista anche oggi, peccato perché poi possiamo secondo me riaprire subito la partita. Una grande occasione di Zibue davanti alla porta, clamorosa, e invece la sbagliamo, loro in contropiede fanno il terzo, e poi un'altra grande prova di maturità e di mentalità, soprattutto di non volerla perdere, 3-2, poi non è semplice andare a pareggiare, però voglio dire, dispiace perché portiamo a casa 0 punti, però secondo me abbiamo fatto una buona partita. Due belle notizie arrivano per concludere dal tennis tavolo, ancora una medaglia d'oro ancora per Giada Rossi, l'atleta di Poincico di Zoppola ha vinto la finale contro la coreana Su Ye-seuk ai campionati del mondo di tennis tavolo paralimpico in corso a Granada. Altrettanto storico successo per il triestino Matteo Parenzan, 19 anni, nuovo campione mondiale della classe 6 paralimpica. Solo un mese fa, pensate, Matteo era in ospedale perché gli era stato diagnosticato il diabete, ieri è salito sul gradino più alto del podio ai mondiali. Questa è l'immagine invece di Giada Rossi. Questa era anche l'ultima notizia, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata a tutti.